Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione serale del telegiornale. Reddito di cittadinanza, i dubbi della Regione sull'applicabilità della misura. L'assessore regionale al welfare parla della difficoltà dei centri per l'impiego e dei timori di creare nuove sacche di precariato. La Regione nutre dubbi sui soldi spesi per la migrazione sanitaria. Il delegato Pacenza alla conferenza Stato-Regioni evidenzia alcuni passaggi poco chiari. Cresce in Calabria il numero di lavoratori che utilizzano lo strumento della quota 100 per andare in pensione. Ad oggi presentate oltre 1000 domande. I controlli dei NAS nel Catanzarese, riscontrate irregolarità, chiuse 2 parafarmacie. Presentato a Rende il manifesto che accompagnerà la 61esima edizione del Carnevale del Pollino, centinaia gli eventi in calendario dal 24 febbraio al 5 marzo. Conferenza stampa di presentazione oggi dei nuovi arrivati in casa rossoblu. Il tecnico Braglia si dice fiducioso nel proseguo del campionato. Abbiamo aggiunto qualità alla nostra rosa, salvezza, obiettivo possibile. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque parliamo di reddito di cittadinanza, l'abbiamo fatto già ieri andando al centro per l'impiego, sentire le attese e anche le perplessità degli utenti che sperano di percepirlo e di chi vuole invece diventare navigator. Anche dalla Regione arrivano dei dubbi, delle perplessità, l'assessore Robe parla delle difficoltà appunto che incontrano i centri per l'impiego, che in questa fase non sono gli attori principali ma poi lo saranno quando sarà il caso di mettere in contatto la richiesta di lavoro con l'offerta da parte delle imprese. Insomma, il timore è quello che si creino nuove sacche di precariato. Sentiamo. Sono giorni di superlavoro per i centri per l'impiego e i CAF alle prese con il reddito di cittadinanza, tante le richieste, poche le risposte certe al momento, come abbiamo documentato ieri nel servizio di Gianluca Pasqua. Il problema, spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale al welfare Angela Robbe, è nell'applicabilità della misura. Come è concepito risulta di difficile accesso ed utilizzo per una serie di ragioni. Intanto perché con una misura si tenta di rispondere a 3 situazioni differenti, quelli degli anziani, quelli dei disoccupati e quello della povertà. L'altro problema è che il reddito di cittadinanza, da quello che abbiamo potuto capire dagli incontri che abbiamo avuto, dovrebbe passare attraverso un patto di servizio che dovrebbe essere siglato all'interno dei centri per l'impiego. C'è molta confusione. I centri per l'impiego, come tutte le politiche per il lavoro, sono competenza esclusiva delle regioni. Perché i centri per l'impiego entrino in questa logica diversa, che prevede un'articolazione diversa e non solo possano accogliere anche queste figure di cui non sappiamo nulla di più di quello che si sa sui giornali, diventa difficile che effettivamente possano essere i soggetti attraverso cui si fa il patto di servizio e quindi si fanno le prime operazioni per accedere al reddito di cittadinanza. Altro capitolo riguarda tutor e navigator, quelle figure cioè che dovrebbero valutare e trovare nel concreto le opportunità di lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Fronte aperto, sono tanti i giovani aspiranti, al momento però nulla è definito. Oggi noi non possiamo pensare di rispondere a problemi di natura sociale e del lavoro creando paradossalmente altro precariato. Noi di questo come regioni, la commissione degli assessori al lavoro, fatta dai 20 assessori al lavoro, si è riunita, ha fatto le stesse richieste, ha posto unitariamente le richieste per rispondere a queste domande e lo ha fatto in funzione di dare delle risposte che siano delle risposte alle persone. Insomma, situazione abbastanza ingarbugliata. Altra vicenda però molto più vecchia per la nostra regione è quella che riguarda la sanità e soprattutto l'emigrazione sanitaria. La Calabria chiede chiarezza sui dati relativi a questo fenomeno. La vicenda è stata affrontata nel corso di una conferenza Stato-Regioni. Il delegato alla sanità della Regione Calabria, Pacenza, ha evidenziato diverse incongruenze. I volumi di mobilità passiva, per quanto se ne sappia, hanno superato i 300 milioni. Qualcosa non torna sui numeri dell'emigrazione sanitaria, una mobilità passiva per la Calabria che costa e tanto alle casse regionali. Ormai la Calabria purtroppo è abbondantemente oltre
300 milioni all'anno di emigrazione passiva. La questione è stata affrontata a Roma nel corso della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Il delegato del Presidente Oliverio alle politiche sanitarie Franco Pacenza e il direttore generale del Dipartimento Antonio Belcastro hanno depositato una prima analisi sui flussi della mobilità sanitaria per l'anno 2017. La Calabria ha posto l'accento sull'appropriatezza delle prestazioni e la certezza dei flussi. Ci sono infatti situazioni che non convincono. C'è un riscontro rispetto ad anagrafiche, cioè di persone residenti caricati sulla Calabria che non sono residenti in Calabria. Ci sono situazioni che riguardano doppi ricoveri nel giro di qualche settimana e si fanno 2 DRG. Ci sono situazioni che la norma prevede per le attività esercitate dentro strutture universitarie c'è una maggiorazione del 7%, oltretutto per esempio alcune prestazioni che ormai dappertutto si fanno in day hospital, se il paziente è extraregionale non si fanno in day hospital ma si fanno con indegenza e questo aumenta il costo della prestazione. Adesso la Calabria chiede chiarezza. Noi ieri abbiamo formalmente depositato agli atti della conferenza una nota in questa direzione. Oggi prosegue la discussione tecnica, martedì prossimo è convocata una nuova seduta. Quindi per quanto ci riguarda vogliamo assoluta chiarezza, partendo dalla necessità di garantire appropriatezza nelle prestazioni. Abbiamo parlato in apertura del reddito di cittadinanza, l'altro punto fermo del governo giallo-verde è la pensione quota 100. In Calabria in poco meno di una settimana sono state presentate già 1000 domande, la provincia con più richieste è quella di Cosenza. Sentiamo. È una misura che non piace ai sindacati, criticata anche dal presidente dell'INPS Boeri, ma sono già migliaia le domande presentate per accedere alla pensione utilizzando la cosiddetta quota 100, che consente di lasciare il lavoro a chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi. In poco più di una settimana sono pervenute all'INPS a livello nazionale 27.000 domande. Di queste il 40% proviene dal sud, in particolare dalla Calabria, inoltrate 1000 richieste, in testa la provincia di Cosenza con 384 domande, seguita da Catanzaro 250, Reggio Calabria 238, Crotone 69 e Vibo con 59 domande. Il 70% dei richiedenti sono uomini, molti dei quali percettori di NASPI e disoccupati, e solo un terzo del totale arriva da dipendenti del pubblico impiego. Seguono poi commercianti e artigiani. Il decreto legge su quota 100 e sul reddito di cittadinanza è all'esame del Senato, poi dovrà essere approvato dalla Camera per la conversione in legge, ma il decreto, lo ricordiamo, è già in vigore, quindi si possono già presentare le domande per la pensione anticipata. I primi assegni saranno messi in pagamento con decorrenza da aprile e intanto negli uffici pubblici, INPS incluso, si comincia a fare i conti col rischio svuotamento. Dalla quota 100 ai nostri 100 secondi di cronaca. Oltre 600 confezioni di farmaci scaduti, 12 le persone denunciate a Catanzaro nell'ambito dei controlli effettuati in collaborazione con i militari del comando provinciale dell'Arma in 26 tra farmacie, parafarmacie, studi medici, poliambulatori, strutture veterinarie. 2 parafarmacie sono state chiuse in quanto accertata la vendita di specialità medicinali non consentite. 8 i titolari di farmacie infine denunciati per avere proceduto al rimborso di specialità medicinali destinate a pazienti già deceduti e provocando un danno erariale. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre tentava di incendiare un'auto in sosta. L'uomo, un 38enne di Sant'Onofrio, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai militari. Si tratta della stessa persona che nel dicembre scorso aveva incendiato il presepe della piazza e sottratto la statua di Gesù Bambino. Il corpo senza vita di una 65enne di origine polacca è stato trovato nel corso della notte dagli agenti di una volante in un vagone in disuso nel deposito ferroviario di Calamizzi, adiacente alla stazione di Reggio Calabria. Secondo i primi accertamenti la donna è morta per cause naturali. La donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia, dimorava all'interno del vagone già da qualche tempo.
Disavventura a lieto fine per una famiglia che, tradita dal navigatore satellitare in dotazione all'auto, hanno imboccato una strada sterrata e senza uscita, rimanendo bloccati. La vettura è rimasta prigioniera nel fango, padre e madre e 2 bambini soccorsi dai vigili del fuoco nel Vibonese. Rinvio a giudizio per l'ex ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta. È stato chiesto nella sua qualità di ex sindaco di Monasterace dalla procura di Locri. La richiesta riguarda complessivamente 13 persone accusate a vero titolo di falso, occultamento dei documenti, peculato e distrazione di risorse. E adesso andiamo a Vibo, la scuola di polizia, per il giuramento, una cerimonia degli agenti in prova del 102esimo corso. Come sempre suggestiva la cerimonia del giuramento degli agenti in prova che hanno frequentato presso la scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia il 102esimo corso di formazione, che per questa occasione ha visto la presenza del vice direttore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della Polizia Criminale, il prefetto Niccolò Marcello D'Angelo. Proprio la presenza del direttore della cosiddetta anticrimine ha rappresentato una conferma più volte ribadita dal capo della Polizia Gabrielli dell'opportunità, se non proprio necessità, di non chiudere la scuola di Vibo Valentia, rischio non ancora scongiurato. Un importante momento per noi come struttura, come per la Polizia di Stato, perché investiamo sui giovani, quindi vedere i nostri giovani che entrano in questo corpo che ha una lunghissima storia e si apprestano a fare un giuramento dopo un lungo percorso scolastico è importante, e poi anche per loro perché è un cambio di vita importante, fondamentale. Questa scuola, lo sottolineava anche il capo della polizia recentemente, è ancora al centro di problemi che riguardano il suo futuro. Beh sì, come qualche scuola purtroppo sono problemi che speriamo di poter superare, ma vedremo, insomma. Comunque noi c'è la massima attenzione per la struttura e per tutto quello che ha fatto fino adesso. D'altronde lei nel suo ruolo sa bene che la lotta alla criminalità in questo territorio è fatto fondamentale. Ma sicuramente qui è prioritario, al sud è prioritario, la lotta alla criminalità organizzata è fondamentale. Bisogna cambiare un po' il tessuto connettivo di queste zone, perché altrimenti il futuro sarà sempre complesso, difficile, quindi credo che lo sforzo deve essere ancora più forte e molto corale. Il futuro delle scuole è anche legato alla tante presenze di allievi che stanno rafforzando in questo periodo le loro iscrizioni, la loro presenza e la volontà di essere poliziotti. Sì, infatti stiamo investendo molto sulle scuole perché è il futuro della polizia, il futuro anche di altre forze. Credo che i giovani hanno risvegliato un po' una coscienza importante, perché servire il cittadino, servire le istituzioni è la cosa migliore. C'è un vecchio detto che dice di un grande filosofo, diceva: assolvere al proprio dovere ha il peso di una piuma, e io credo che questo sia importante. Quindi possiamo sperare ancora in un futuro nelle scuole e in questa di Vibo Valentia? Speriamo di sì, va bene. Un'altra notizia di cronaca, purtroppo una brutta notizia: è stato trovato morto Salvatore Opipari, l'86enne di Cassano allo Ionio, di cui non si avevano notizie da domenica sera. Il ritrovamento è avvenuto questa sera in contrada Tre Ponti. L'anziano è stato trovato in un canale di scolo a bordo della Panda modello van con cui si era allontanato da casa proprio domenica sera. Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un incidente finendo appunto fuori strada con la sua auto. E adesso a Rende, ma parliamo del Carnevale del Pollino, perché è stato presentato il manifesto che accompagnerà questa edizione, la 61esima, centinaia di eventi in calendario per una kermesse che andrà avanti dal 24 febbraio al 5 marzo. Ci siamo, questo è il primo atto di quello che poi sarà il Carnevale di Castrovillari, la presentazione del manifesto che in qualche modo racchiude proprio l'essenza del Carnevale di Castrovillari. Abbiamo la maschera, abbiamo nella sfera la tradizione. Sicuramente questo manifesto rappresenta proprio quello che è l'essenza della nostra manifestazione, la nostra ormai maschera tradizionale che tratta dall'Organtino, una opera del 1635 dove ci sono già tracce del nostro carnevale proprio a Castrovillari. È un documento storico importante. Questa maschera è realizzata da Mimmo Martire, per poi arrivare a quello che sarà la conferenza stampa di presentazione del programma, che anche quest'anno garantirà più di 150 appuntamenti.
Tanta allegoria, tanta spensieratezza, tante maschere, tanti carri allegorici e un bel e sano divertimento. Questo noi ci aspettiamo e cercheremo di dare a tutti coloro i quali vorranno partecipare al 61esimo Carnevale di Castrovillari. Noi non perdiamo mai la nostra identità e siccome l'identità è del Carnevale di Castrovillari, del territorio, ma non solo del territorio della regione, e io spero che arrivi come era soprattutto negli anni 70 ben oltre i confini regionali. Devo dire grazie anche alla regione Calabria che ha avuto la capacità di fare dei bandi per valorizzare gli eventi storicizzati e quest'anno il nostro carnevale è tra gli eventi storicizzati. È stata corretta una stortura che c'era negli anni precedenti, il bando usciva a maggio, il carnevale si fa prima e tutte le iniziative che venivano fatte prima dell'uscita del bando restavano fuori. C'è stata attenzione nel correggere, ripeto, questa defaglianza che c'era nei bandi, perché eventi come il Carnevale di Castrovillari sicuramente rappresentano l'intera Calabria. Il calcio adesso con il Cosenza che toglie il velo ai nuovi acquisti da Litteri a Embalo, a Ristov, a Bittante, giocatori importanti che dovranno dare una mano al Cosenza per salire ancora più su in classifica e mettersi al riparo. C'è naturalmente anche Sciaudone che ha già conquistato le copertine dei giornali e non solo con i suoi 2 gol all'esordio. Carlos Apta Embalo e Daniele Sciaudone si sono fatti già conoscere, hanno parlato in campo attraverso le giocate e i gol che hanno portato il Cosenza a fare bene a Verona e a vincere la sfida con il Cittadella. Ma una presentazione ufficiale ai nuovi acquisti era necessaria per i rossoblù per fare il punto sulla situazione e ripartire da quanto di buono si è fatto nelle ultime 10 giornate. È il presidente Guarascio, il padrone di casa, che mostra entusiasmo e positività. Raggiungere la B è stata un'impresa, dobbiamo difenderla, dice, a tutti i costi. Per tenercela stretta. Per fare questo dobbiamo, come dire, ragionare non da Serie B ma da Serie A tutti quanti, perché la società, come avete visto, fa la sua parte e ognuno, io pretendo che ognuno faccia veramente la propria parte. La propria parte significa insomma, sia questi ragazzi che come abbiamo visto già sono, come dire, motivatissimi e sono, credo, anche orgogliosi di far parte di questa società, una società che ha un pubblico meraviglioso, ha una tifoseria importante. Il direttore Trinchera risponde alle domande sulle strategie di mercato, investimenti importanti per una società che fa dell'equilibrio economico la sua forza, e poi i rinnovi, quello di Dermaco ad esempio, che è già in agenda da tempo. In questi campionati si trovano le sorprese e si trovano delle società in grossa difficoltà a livello economico, invece noi dobbiamo essere oculati e stare attenti ad ogni cosa, e tenendo conto di prestiti che abbiamo fatto, evidentemente a monte c'è anche un impegno notevole economico, quindi assorbire dei contratti con ingaggi importanti è chiaro che dobbiamo come ho detto prima, dobbiamo pensare anche al nostro futuro e quindi stare attenti. Il tecnico è soddisfatto delle operazioni portate a termine, il gruppo è stato ridotto numericamente ma è cresciuta la qualità. Ho allenato sì tante squadre, ma quella che allena adesso è sempre la più forte e sarà sempre così. Dovunque uno va, allena sempre la squadra più forte, senza tenere presente che questa per me è una squadra forte, è una squadra che ha tutto per tirarsi fuori dai guai, non basta una partita vinta, bisogna dare continuità alle partite, perciò questo lo sappiamo tutti e cercheremo di farlo. Il più atteso è Litteri, ancora qualche giorno e poi l'attaccante ex Venezia sarà disponibile. Sapevo di venire in una piazza importante con un progetto importante e quella è stata, diciamo, la cosa che mi ha fatto pendere per Cosenza. Ed ecco lo Sciaudone, titoli e servizi dedicati al centrocampista col vizio del gol. Lo straordinario rendimento lo ha reso subito un idolo. Credo che sia un po' il sogno di tutti arrivare in una nuova piazza e iniziare bene, innanzitutto sperare di giocare. Sono stato doppiamente fortunato in una delle 2 partite, uno spera magari di poter segnare un gol e addirittura ne ho fatti 2, quindi l'inizio migliore non poteva esserci. Ora ovviamente starà a me dare continuità innanzitutto alle prestazioni.
Non ci sono motivi societari nella scelta di Carlos Embalo di vestire il rosso-blu, ma solo la voglia matta di giocare e tornare protagonista. Palermo aveva poco spazio, non mancava qualità, non mancava niente, dipende dal modo del mister. Ha scelto Cosenza preferendo dalla sua Vicenza Bittante. Il difensore domenica quasi certamente prenderà in consegna la fascia destra del capitano Corsi, squalificato. Sono contento di essere qui, ho accettato subito perché comunque è una piazza importante, con un curriculum importante e che stava facendo bene nel campionato di Serie B, anche se fosse comunque una neopromossa, e si sta facendo rispettare in tutto e per tutto. Un saluto in inglese da Andrea Ristov, promettente difensore bulgaro che il Cosenza ha prelevato dallo Slavia Sofia. Slavia Sofia, and I think this is the better choice for me. La migliore scelta per Ristov. E adesso la musica, lo spettacolo, tornano gli arcobaleni di Altri Mondi intorno a Fabrizio De André, uno spettacolo di successo che farà tappa nel weekend a Mendicino e Rogliano nel Cosentino. Ai nostri microfoni il cantautore e musicista Daniele Moraca. Daniele Moraca, doppio appuntamento per questo weekend, domani a Mendicino, 20:30 al teatro, sabato a Rogliano, ore 18, già tutto sold out. Il progetto è quello dedicato a Fabrizio De André, un progetto che arriverà lontano. Sì, arriverà lontano e noi ricordiamo questo grande cantautore, gli arcobaleni di Altri Mondi, che a nostra così è nato così per scherzo veramente questo progetto e ci stiamo veramente divertendo e vedo che insomma da parte del pubblico c'è un interesse ad ascoltare la buona musica, penso, e sta ritornando, quindi penso che sia un segno positivo questo. E poi c'è la sinergia di più artisti calabresi. La sinergia sì, perché intanto siamo amici, io velocemente li cito perché sono importanti. Sasà Calabrese, che ha pensato questo progetto, Checco Pallone ai tamburi, poi c'è Massimo Caritano alle chitarre, buzuki, strumenti vari, Roberto Risorto al pianoforte e Danilo Chiarella al basso. Sono delle persone eccezionali, ci divertiamo. Visto e considerato che De André nelle antologie abbiamo pensato bene di proporlo alle scuole e credo che sia interessante per i giovani di oggi, perché probabilmente non conoscono anche la musica dei cantautori italiani, che è quella che per noi è importante. Noi abbiamo un retaggio storico musicale interessante e che probabilmente bisognerebbe conoscerlo tutti quanti. Aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. È il momento delle previsioni del tempo con gli esperti di meteoincalabria.it. Si delinea un periodo piuttosto stabile sul nostro territorio. I cieli non saranno comunque sempre sereni per via di un timido flusso di correnti occidentali umide che trasporteranno nuvole sparse a fasi alterne sul Mediterraneo centrale. Il vortice di Islanda nel contempo si approfondisce rendendo teso il flusso zonale delle correnti da ovest verso est sull'Atlantico in direzione dell'Europa centro-settentrionale. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domani condizioni di cielo tra poco e parzialmente nuvoloso, con passaggio di nubi stratiformi nel corso della giornata. Una parziale nuvolosità un po' più insistente la potremmo ritrovare lungo i versanti tirrenici, ma senza fenomeni associati. Temperature in generale lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari ovunque poco mossi, venti da maestrale tra deboli e moderati sul Tirreno e Ionio Catanzarese e Reggino. Deboli direzione variabile sui settori ionici del Crotonese e del Cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.